Ma quello che volevo dire, io vengo da Zara e Zara, come appunto ha accennato Francesca, è la prima città che è stata distrutta perché nel 44, nell'ottobre del 44 aveva subito 54 bombardamenti, ma non bombardamenti così di qualche bomba, ha detto proprio fortezze volanti e tutto questo perché? Perché da parte di Tito venivano diffuse notizie false agli anglo-americani dicendo che Zara era un porto importante, che era pieno di esplosivi, di obiettivi militari, mentre invece era occupata dai tedeschi, ma era un'occupazione come in tanti posti, come qui a Verona. Io ho vissuto dopo dal 44, ero per esempio scolato a Colognola ai Colli e lì avevamo i tedeschi in casa praticamente. La sua occupazione era un'occupazione territoriale, ma non con scopi però questa cattiveria, questo accanimento contro l'ambiente italiano, perché questo pezzetto di Italia in mezzo a tutto il territorio jugoslavo dava fastidio. Ecco, qui si può vedere, questi sono i confini dell'enclave di Zara. Zara è lì su quella piccola penisoletta e lì era il centro storico veneziano con le calette strette, con le case tutte in pietra bianca. Poi c'era via Barcagno, era invece la zona residenziale più moderna, dove c'erano ville, i giardini, insomma la parte, come sarebbe qui, Borgo Trento, Borgo Milano, insomma le parti più periferiche. Ma l'accanimento è stato proprio lì sul porto e sulla penisola vecchio, per cui a un certo punto la popolazione non poteva più vivere, le strade erano tutte piene di macerie, la distruzione completa, non c'era più il ripristino dei servizi, non c'era acqua, non c'era luce, no? Quindi le popolazioni sono scappate. Noi siamo venuti via all'Epifania del 44, il giorno dell'Epifania il piroscafo Sansero ci ha portati a Trieste, vicino alle coste dell'Istria, mi pare. No, nei pressi dell'isola di Lussino c'è stato un mitragliamento, per cui tutti pieni di paura giù nelle stive a cercare di ripararsi, e poi insomma siamo arrivati a Trieste. Noi a Trieste siamo stati anche la mia famiglia, insomma mia madre, mio fratello, io. Eravamo lì perché noi eravamo orfani, fra l'altro, quindi non c'era un legame. E con difficoltà siamo stati in questo centro profughi, poi fortunatamente avevamo dei parenti qui a Verona, una sorella di mia mamma sposata che non era, viveva già a Verona da me, quindi siamo venuti qui e ci hanno aiutato e poi col tempo insomma ci siamo tirati su, ecco. Abbiamo avuto anche noi le nostre, venuti via con una valigia, basta. Tra l'altro abbiamo anche avuto la disavventura che al Capodanno del 44 noi eravamo scappati a Cerno, ecco lì, quasi fuori dal confine, poi dopo successivamente a Murvica, che è lì fuori dal confine, e lì la notte del Capodanno abbiamo subito un attacco da una banda di partigiani, diciamo partigiani titini, dopo hanno detto che erano dei sbandati, che non facevano parte, ma è stata una giustificazione, io credo, per così non colpevolizzare e ci hanno depredato di quel poco che avevamo salvato. Cioè quando si scappa cosa si porta? Un po' di soldi, l'argenteria, i gioielli, le coperte, quelle cose per poter sopravvivere. Eravamo lì in casa di contadini. Addirittura si hanno portato via anche le scarpe, i cappotti, per cui mi ricordo mio zio che è venuto in pantofole e in pantaloni del pigiama. Tra l'altro abbiamo dovuto anche subire quello, quindi le vicissitudini sono state tante, di fatta paura di bombardamenti. Io posso dire che non ho vissuto la tragedia dei campi profughi, perché a parte quel periodo di Trieste, un mese circa, fino a che ci siamo organizzati per avere i documenti, le cose. Dopo qui a Verona, insomma, la mia vita è stata abbastanza, io mi sono inserito bene, ho avuto insomma amici, giovani. Per i bambini giovani era più facile. Io avevo 10 anni, quindi ho fatto le elementari lì a Colognola, poi le medie e le superiori qui a Verona. Mi sono trovato bene, per mia madre è stato
una grande tragedia, perché non si è inserita mai, non si è mai sentita a casa sua qui a Verona. Purtroppo aveva un carattere anche un po' introverso e non è riuscita, ha sofferto tanto. Sì. Così so che Giorgio è recentemente stato anche a Zara, giusto? Sì, io ritorno a Zara. I primi tempi non si voleva tornare perché era troppo triste vedere la situazione che Zara è stata ricostruita male all'inizio con criteri, insomma, la penisola dove era il centro storico, costruito dei palazzi così di cemento armato, brutti, poi hanno capito e adesso non costruiscono più hanno cercato di demolire quelle brutture e hanno scoperto l'archeologia di Zara, perché Zara, come qui a Verona, quando si scava viene fuori di tutto. Allora hanno scoperto il foro romano, le statue, le tombe. È diventata una bella città, insomma, adesso raggiunge 75.000 abitanti, ha una bella periferia. Insomma, noi torniamo perché abbiamo dei ricordi, abbiamo soprattutto le tombe, noi paghiamo le tasse per mantenere la italianità delle tombe, perché altrimenti le confiscano, ti tolgono i morti e mettono i loro e quindi bisogna avere questa accortezza di mantenere. C'è un madrinato a Padova che cura questi interessi, solo che purtroppo gli eredi i vecchi muoiono e gli eredi piano piano si disinteressano e quindi anche questo è destinato a finire ed per noi è un dolore, insomma. Ho qualche curiosità, abbiamo visto prima anche c'è anche delle cartine geografiche, no? C'è una che è prima, cioè questa è la cartina geografica dell'Italia del periodo fascista, immagino, giusto? No, questo è, penso, cioè nel senso l'Italia quando c'era Zara con italiana. Il periodo austro-ungarico, ancora prima. Austro-ungarico, però per quanto si... Questa toponomastica non esiste più? No, i nomi sono tutti cambiati, Sì. Ma nessuno proprio, non c'è più niente, nessuno che ricorda. C'è un bel lavoro che hanno fatto anni fa all'Università di Bologna, il professor Pedagogi Rossi, sulla toponomastica, ci sono dei volumi così. Purtroppo si cozza contro un muro perché anche all'Italia non è riconosciuto nessun merito del passato. Quello che è romano, quello che è Veneto, Venezia fino al secolo XV-XVI ammettono che c'è stata la dominazione veneziana, anche con difficoltà. Poi nel periodo italiano è soltanto il periodo fascista di distruzione, loro pensano di essere stati vittime del fascismo e quindi anche, per dire, anche il comune di Zara era stato ricostruito negli anni 20 con stile fascista, ma è un bellissimo palazzo di pietra bianca e nelle guide loro dicono questa è una bruttura perché è fatta dall'italiano. L'arte italiana non esiste, è tutto croato, è tutto croato. No, è vero. Avevo conosciuto la conservatrice del Museo d'arte moderna e contemporanea di Fiume. Sì, questo è comune, ecco. Che non le lasciavano fare una mostra sulle avanguardie perché lo consideravano un periodo fascista. Sì, c'è anche questo, che per esempio le comunità di Pola, di Fiume, di Rovigno possono anche riunirsi, fare i loro raduni perché insomma c'è un'intolleranza. A Zara non è permesso. Ah no? No, perché c'è proprio una... Perché sono stati i rimasti, perché anche lì è un capitolo drammatico, cioè c'è sempre stata poco feeling fra gli esuli e i rimasti, perché i rimasti venivano considerati conniventi con i regimi di Tito e anche quella è stata in realtà noi che da tanti anni organizziamo una rassegna di cinema italiano a Fiume con un concorso dove viene anche sottotitolato, proponiamo alcuni titoli, una rassegna che si chiama Da Est a Ovest e uno sguardo sul cinema italiano, e dove c'è anche un concorso perché una parte viene anche dedicata alle scuole italiane, ci sono ancora delle scuole italiane che sono ottime e frequentate spesso soprattutto dagli slavi. Per i bambini dell'elementare un concorso che si chiama Critico in Erba. Noi lo organizziamo con un comitato veronese, io ho battagliato con non pochi dei nostri soci perché
vai lì con la comunità dei rimasti dove sono comunisti, conniventi, quindi ci sono state delle sfaccettature. Invece noi pensiamo che portare lì il cinema italiano faccia ricordare che lì si parlava l'italiano e che lì c'era la lingua italiana, quindi va al di là. Tra l'altro sul dramma, se vogliamo, tra i rimasti, no? È stato chi anche magari ideologicamente comunista ha cercato di rimanere per costruire una società socialista, eccetera, e poi sono stati portati nelle famose isole titine, no? Perché erano rimasti stalinisti, e quindi è stata quella divisione quando la Jugoslavia è diventata il paese Luciano si è disallineato da Stalin, è diventato un paese non allineato. I comunisti italiani sono stati deportati. Gli operai del cantiere di Monfalcone contro i comunisti italiani, perché siccome le città si erano svuotate, restavano, non avevano maestri, non avevano maestranze nelle fabbriche, non avevano personale specializzato nei porti, per cui ci sono stati famosi monfalconesi comunisti portuali che hanno accettato il richiamo di Tito e sono andati nei porti a Fiume, anche molto. Quando nel 48 Tito nel 48 si disallinea da Stalin, mentre il Partito Comunista Italiano, Togliatti, resta staliniano, Tito deporta questi italiani all'isola Calva, Goliotto, più famosa, dove fanno questi viaggi e c'è un libro, vengono maltrattati. Il silenzio, come si chiama? Perché dopo li mandano in Italia, ma con l'obbligo anche il partito li obbliga al silenzio, perché in questa isola venivano accolti dai prigionieri che erano costretti dalle armi dei titini a picchiare selvaggiamente chi arrivava, cioè i loro simili poveretti. E se non li picchiavano abbastanza venivano a loro volta sanzionati in modo pesantissimo. Quando quelli che sopravvivono e tornano in Italia e vanno al partito non se ne può parlare di queste cose, ecco, quindi il silenzio deve coprire anche questo. E io direi che tu avevi anche c'è qualche domanda? Una lettura. No, Luciano ha cercato, intanto ci sono delle bellissime foto che magari se poi Giorgio se vorrà fa vedere la penisola, volevo citare un attimo, vai Luciano, e poi sì. Questo è un saluto di Emilio Rigatti, che è un autore noto nel mondo del cicloturismo, perché è un insegnante a pedali. Lui viaggia, scrive libri e tra l'altro trasmette il piacere dell'andare in bicicletta ai suoi giovani studenti. E gli ho chiesto, siccome ha scritto un bellissimo libro sul suo viaggio sentimentale, perché lui è di origini zaratine, quindi è nato a Gorizia ma i suoi genitori sono zaratini, e quindi anche a un raduno degli zaratini, dei dalmati, qualche anno fa era andato a presentarlo. Io ce l'ho con dedica, e mi ha scritto sulla dedica: a Luciano Zaratin, ecco del viatico del buon Zaratin a pedai, quindi ben buon vento. E quindi adesso riesco a realizzare finalmente il sogno di andare a Zara in bicicletta. Allora gli ho chiesto se ci mandava un saluto, e questo è il suo saluto, che potete leggere, poi l'ho anche stampato lì. Volevo leggervi come lui racconta e ricorda la sua Zara, perché un po' mi assomiglia. Io vi ho messo lì un articolo che avevo scritto qualche anno fa. Io sono figlio di 2 zaratini, quindi ho il sangue 100% zaratino, e questa non è una cosa da poco, perché i raduni familiari a casa mia erano solo di zaratini, le zie erano zaratine. Ti ricordi? Cosa ti albergo in culo, per esempio, diceva la zia, perché mi morivo sempre, no? Ecco, io tutte queste cose, questo dialetto strano che poi io usavo a scuola e mi prendevano in giro, perché io dicevo tisè e non tesì, come ti sta e non come stetto, quindi avevo visto male, nel senso un po' strano, poi ho imparato e mi sono anche integrato. Però posso capire questa cosa della memoria, appunto della memoria familiare,
che si esprime continuamente in tutte le occasioni, perché i pranzi, le cene di Natale, la domenica erano tutte così. Io il Bata, pasticceria rinomata di Zara, l'ho sempre sentito nominare, come dire Perlini a Verona, con le paste del Bata. Non c'era pasticceria in Italia che potesse eguagliare assolutamente non ci ridevamo, perché diciamo non esiste più che i nostri genitori perché quando la città si svuotò, questo non l'ha detto papà ma lo dico io, quando la città si svuotò e la diaspora ebbe luogo, la nostalgia vivissima, perché le ferite dell'abbandono erano fresche, e la nostalgia portava gli esuli a ritrovarsi, e quindi ogni anno avveniva un raduno che riportava in qualche luogo tutti questi esiliati, perché non è come l'immigrante che torna a casa e trova la sua comunità. La diaspora ha causato la distruzione del tessuto comunitario, per cui questo tessuto si ricomponeva una volta all'anno in qualche città d'Italia, generalmente. Non credo che abbiate mai fatto i raduni all'estero, però gli esuli erano ovunque nel mondo, Argentina, America, quindi se ne erano andati ovunque. E in che anno? Nel 1966-64, ecco, il raduno avvenne a Verona, al Circolo Ufficiali, dove un giovane si chiamava il ballo dei giovani. Il ballo dei giovani, ma perché erano veramente giovani, e quindi mia mamma abitava nelle Marche, era sfollata nelle Marche, quindi non aveva modo di incontrare il papà se non al raduno degli Zarattini, e così avvenne, quindi una coincidenza che insomma, non ha pari, penso di essere anche quest'anno il raduno ogni anno, ancora adesso il raduno ha luogo, certo, di solito a Senigallia. È stata la fortuna del Fiat Verona. Benedetto quel ballo. Allora, la prima cosa di quando i ragazzi si trovavano a tavola, e appunto Zara veniva subito fuori come la terra, la più bella terra del mondo. Dai racconti della zia Nora di Roma, Zara era un fiume in piena di immagini colorate e festive, una città dove si viveva felici, si amoreggiava, si aspettavano con passione le ultime novità teatrali e cinematografiche, per poi discuterne nei caffè e nei salotti. C'erano gli aperitivi al bar la domenica mattina, i formaggi delle scoiane sono le contadine degli scogli, giusto? Cioè, le campane nel cielo azzurro delle Pasque, gli amori di mio nonno Marco con la nonna Bice, il proverbiale culgrando della nonna Netta, le botteghe, gli ebrei, e il signor questo e il signor quel. Sono stato giovane a Zara anche se non ci sono nato. Ho respirato la sua aria laica, festiva, a tratti libertina e illuminista. Poi è successo anche a me, grazie ai nonni e alle nonne e alle zie, meno al papà e alla mamma, perché effettivamente devo dire di questo argomento anche a casa mia, salvo appunto nei grandi raduni, non si parlava. No, quello che si parlava tanto dei tempi passati, logicamente, perché i nostri genitori venuti via a 20 anni, a 30 anni, 40 al massimo, insomma, e dopo i nonni che allora erano giovani. Io vedevo mia nonna vecchia che aveva 50 anni e poi adesso io ne ho 84 e mi sembra di essere ancora abbastanza giovane. Sfilo anche un aneddoto, dovevo chiamarlo per dirgli alle 10 di sera, un signore di 84 anni, rientrava alle 10 di sera, io ero già a letto, a 5 di 10 l'ho trovato, l'ho svegliato, mamma mia, no scusa, mi ha chiamato 10 minuti dopo, stavo rientrando, ero ancora fuori. Sì, a noi succede il pessimo io e mia moglie mettiamo magari Piazza Brava, andiamo al cinema, facciamo un giro dopo il cinema, ci guardiamo attorno e diciamo sono tutti giovani, vecchi non ce ne sono in giro. Vabbè, ho detto fa niente, mia suocera che ce n'ha 90. guardiamo le vetrine e mia moglie guarda ma quelli da vecchia. Beh, dico ma guarda che tu non sei giovane. Sì, vabbè, ma insomma. Faccio vedere un po' di foto. Va bene, ecco, questi sono disegni ottocenteschi, la Riva Nova si chiamava così, dove erano state abbattute le mura, perché Zara era tutta circondata dalle mura, ma nel periodo austro-ungarico, verso
l'inizio dell'Ottocento, le mura dalla parte del canale di Zara, cioè quelle mura orientali, sono state abbattute, e queste sono tutte costruzioni mitteleuropee di stampo, insomma, austro-ungarico, e la riva era circa 1 chilometro, tutta così, un passeggio di fronte a queste case dove ai piani bassi c'erano caffè, orchestrine, insomma. Già allora Zara, insomma, era meta di turismo, anche perché Zara è stata a Portofranco perché diciamo, visto che era così penalizzata dal fatto di essere isolata, Zara non aveva ferrovia, per esempio, aveva due linee aeree giornaliere per Trieste e per Ancona, con gli idrovolanti che ammaravano nel porto, e poi le navi che in 24 ore ti portavano ad Ancona e a Trieste, due corse giornaliere. Quindi però Zara era un po' isolata, ecco perché anche tanti che hanno visitato Zara dicevano: ah, ma che bello, perché c'era il benessere, c'era il Portofranco, quindi sigarette, liquori, i generi costavano poco, era un po' un paradiso. Allora venivano in gita da Ancona, da Trieste, dall'Italia. Poi c'è stato il periodo italiano, quando gli italiani venivano trasferiti a Zara. Un sacco di militari hanno sposato ragazze zaratine e hanno costruito famiglie che poi sono rimaste. E le compagnie teatrali, per esempio, non è che tante compagnie prendevano il piroscafo per venire a fare gli spettacoli. Quindi gli zaratini aspettavano questi spettacoli andavano alla riva ad aspettare gli attori che venivano a festeggiarli. Questi hanno dei ricordi bellissimi. Io ho parlato con attori che erano venuti a Zara nel periodo appunto dagli anni dal 18 al 40, che dicevano: le accoglienze che abbiamo avuto a Zara non le abbiamo avute da nessuna parte, perché era l'italianità che veniva, le compagnie italiane, e lo stesso i cantanti, le opere che si facevano. Era un mondo un po' fantastico, ecco, i nostri vecchi che dicevano: ah, le paste del Balsara era qualcosa di grande. Dicevamo: ma mamma, che saranno anche qua le paste buone? Sì, ma come quelle, guarda. Era un po' una fissazione, noi dicevamo: ma questi vecchi che hanno queste idee, però in effetti era la voglia di ricordare bei tempi. Questo cos'è? Allora, questo è il giardino Regina Margherita, era un bastione che era stato tutto impiantato, questo è dell'epoca austro-ungarica, il bastione è veneziano. Questi 5 pozzi erano 5 cisterne dove si attingeva l'acqua dolce, l'acqua per gli usi, insomma, alimentari, che erano stati fatti durante la Repubblica di Venezia e che sono stati in funzione fino a, penso, agli anni 20, dopo è stato costruito l'acquedotto con tutte le... Ecco, questa è una parte della riva, la parte meridionale, con questi ragazzi che giocano, era il passeggio, qui attraccavano i vapori. Non i ragazzi. No, i ragazzi. I muli, perché a Zara si dice i muli, come a Trieste. Quanto il nostro dialetto è veneziano più che triestino, perché triestino risente un po' anche dell'ambiente mitteleuropeo, per quanto anche Zara sì, c'ha tanti termini austriaci. Però ecco, c'è da dire anche questo, che nel periodo austro-ungarico ci sono stati tanti trasferimenti di impiegati pubblici. Zara non aveva, era proprio un enclave di gente che occupava gli uffici, che aveva incarichi governativi, oppure commercianti, perché non c'era l'ambiente, il contado era in mano agli slavi. Le donne slave venivano tutti i giorni col passaporto, passavano il confine e venivano a portare in Piazza delle Erbe le verdure e i formaggi di Pago famosi. Ecco, questa è la Piazza delle Erbe, un angolo della Piazza delle Erbe, dove c'è una colonna romana che è un residuo del foro, che allora non si vedeva perché era tutta lastricata, con i bombardamenti è venuto fuori tutto un ammasso di reperti romani. Queste sono case dell'epoca
del Settecento, circa fine Settecento, penso sempre del periodo austro-ungarico, qui c'erano negozi e le donne che portavano i prodotti della terra e si accoccolavano per terra, mettevano i formaggi, le verdure, i polli. Questa è Porta Terraferma. Porta Terraferma si chiama così perché ecco la bastionatura che circondava tutta Zara. Questa era la porta che immetteva nella città. È stata progettata da Michele San Micheli e completata, sì, assomiglia anche a Porta Vescovo, no, più forse a Porta Palio, solo più piccola questa, ed è stata completata da Gian Girolamo San Micheli, il nipote, che era sempre un architetto che ha continuato. Ci sono ancora queste vestite? Questa c'è ancora. Avevano scalpellato il molti di San Marco. leoni di San Marco sono stati scalpellati perché ci sono su certi palazzi ancora le tracce per cancellare l'italianità, perché la venezianità. Venezia non doveva essere. Comunque dopo anche attraverso l'Ateneo Veneto abbiamo fatto donazioni anche all'Esina è stato ricostruito, rimaneggiato l'Ateneo l'arsenale. Maraschino Luxardo siamo Questa è la fabbrica del Maraschino Luxardo. Loro hanno una storia, perché loro sono adesso vicino a Padova. Sì, a Torreglia eravate venuti quando sono stata città. È l'unico posto dove sventola ancora la bandiera di Zara. Anche perché è il sindaco. Esatto. Sì, perché Franco Luxardo è il nostro sindaco. E loro erano 3 fratelli, 2 sono stati uccisi. Affogati in mare con la corda, con la pietra al collo. E uno perché, come diceva Ottavio Busoni, perché erano del ceto ricco, certo. Erano quelli che davano lavoro, che erano delle persone veramente invece Ottavio buone. Busoni, che è stato sindaco del comune di Zara in esilio per tanti anni, diceva che le foibe di Zara è stato il mare Adriatico, perché invece lì non ne avevano. Sparivano nella notte e poi venivano affogati. Dei pesi e venivano. Questi avevano solo la colpa di essere ricchi. Colpa di essere ricchi. E comunque loro hanno preso, è stata bellissima, quando siamo andati lì la storia, perché questo fratello con le famiglie dei 2 fratelli morti è arrivato a Torreglia, vicino a Padova, e lì avevano le piante di marasche, avevano portato, hanno provato a ripiantarle, insomma queste sono cresciute bene. E poi c'è stato un episodio molto così anche toccante, che uno dei loro tecnici che aveva tutte le ricette è venuto via da Zara, è andato da loro e aveva conservato questo quaderno dove c'erano tutte le ricette che lui diceva che allora avrebbe potuto venderlo alla Bouton piuttosto che, e sarebbe stato anche, avrebbe ricavato, e questa persona è rimasta da allora, loro l'hanno tenuto lì, poi è rimasta da loro sempre, e con le ricette, le marasche, che era una buona produzione anche lì, le piante quando siamo andati sono molto rigogliose, hanno ricostruito, hanno tutti i prodotti del sangue morlacco nominato da D'Annunzio, perché era stato D'Annunzio a battezzarlo. Lo sherry brandy. Esatto, tutte le confezioni di una volta, quelle con la paglia, le etichette sono ancora quelle di allora, e loro esportano adesso in 70 paesi, sono riusciti a ricostruire, insomma, a riavere una fabbrica molto. Questo palazzo adesso c'è scritto Marasca. Sì, che è la fabbrica nazionalizzata. No, adesso fra l'altro hanno voluto in qualche modo rivocarlo. No, Marasca adesso è nella zona industriale di Zara. Comunque ha agito qui per tanti anni, adesso il palazzo è in restauro, ma penso che non verrà più utilizzato come distilleria. Sì, Luxardo hanno avuto anche una causa che si è andata avanti anni e anni, perché loro hanno trovato l'attrezzatura e tutto, hanno cominciato a produrre il marasca e il maraschino, spacciandolo come una ricetta antica loro. Questo ecco per dire come i croati hanno approfittato di questo. Poi col tempo insomma gli hanno dato ragione, però questi continuano a fare il maraschino, non è più chiamato maraschino col nome antico, insomma, però ecco, questi sono alcuni momenti di bombardamenti presi dalle
dagli stessi anglo-americani mentre bombardavano Zara, e lì si vede la penisola della città vecchia e la periferia qui dove c'erano invece, dove c'era questa è la diga che abbiamo visto, la diga, la Porporella, lì c'erano i bagni, lì si faceva una specie, lì c'era il circolo canottieri che si vede da un passo. sì. Ecco, questa invece Il comune? sì, questo è il Duomo di Zara, che ha un aspetto tipico croato. Rientra tra tante chiese toscane, tante chiese che hanno questo tipo di... Era tutto in pietra bianca, molto bello. Questa parte sempre attinente al Duomo era un deposito tutto di materiali romani, poi invece adesso è un auditorio. Era una chiesa a pianta circolare con poi delle nicchie che completavano questo cerchio, e lì ai tempi miei c'erano reperti romani, però erano dentro, era un museo. Adesso invece è un auditorium, fanno concerti. Questa è la famosa colonna romana che è rimasta lì, Palazzo Vescovile, e quella chiesa invece a destra è la chiesa delle monache di Santa Maria, che era tutta in una caletta, mentre adesso c'è uno spiazzo davanti, tutto libero. Questa sì, non si vedeva la facciata tanto bene perché era coperta da tutto case, le strade erano. Questa è invece l'abside della chiesa di San Grisogono, la parte migliore diciamo della costruzione, perché ha questi archi e questa architettura molto, molto bella, molto significativa. Questa è sempre la porta terraferma, fai vedere anche la porta marina. Ecco, questa è più piccola, è la porta invece che portava al centro storico, il Cardo. Ecco, la terraferma era il Decumano, erano le due strade romane che si incrociavano poi nel foro della piazza delle Erbe. Questa è una costruzione moderna, questo è un organo che è stato costruito da un ingegnere croato negli anni 60-65 mi pare. Ci sono dei fori dove l'aria e le onde, quando c'è mare un po' mosso, viene aspirato così e fa un suono che poi qualcuno ha detto che è il lamento dei morti durante. Allora non la vogliono sentire. Ma è un suono un po' cupo, però è significativo perché quella posizione lì è di fronte ai tramonti, cioè da quella zona lì dell'organo c'è un grande disco di come si dice, di pannelli solari che prende la luce del sole durante il giorno e alla sera e proietta tutto con un computer, probabilmente tutte delle luci strane, rosse, gialle, blu, ed è un punto di incontro. Gli zaratini si fermano lì a guardare il tramonto e poi ripartono lì perché i tramonti sono belli. Hitchcock, il famoso regista, ha soggiornato a Zara negli anni 50-60 e ha detto che non ha mai visto dei tramonti così belli, neanche nelle isole Samoa, mi pare, dove lui era stato. Ha detto i più bei tramonti del mondo. Gli jugoslavi naturalmente hanno preso questa cosa. Adesso Zara è tappezzata dalle foto di Hitchcock con la storia di questo particolare. Adesso effettivamente i tramonti sono belli. Mia moglie, che è appassionata di fotografia, ne ha fatti tanti in vari momenti. Questa è la fossa la chiamavano così, era il porto di ormeggio delle navi da diporto, con piccole imbarcazioni, sempre ecco c'è lì in alto si vede il bastione dove c'è la circonvallazione appunto, e questo era in prossimità della porta terraferma perché allora Zara era ancora un'isola, era collegata da un ponte levatoio che poi è stato invece interrato e fatto un ponte per l'afflusso insomma ecco, questa è la biblioteca Paravia, è una loggia veneziana progettata anche questa da Michele Sanmicheli e adesso è una mostra fotografica o di pittura
è un centro insomma di interesse culturale. A suo tempo invece, all'epoca nostra, era una biblioteca con tutti i libri antichi. Ecco, questa sarebbe adesso l'università di Zara. Zara non aveva l'università come anche Verona, come tante città, adesso le cose sono cambiate, ma questo era il collegio, invece un collegio, un educandato femminile, da cui dove provenivano da tutta la Dalmazia le ragazze che volevano essere istruite con la lingua italiana, e l'Austria aveva permesso. L'Austria lasciava questo, e si studiava anche in tedesco, però le lezioni erano tenute in lingua italiana e tutte le ragazze insomma della borghesia, della nobiltà, di chi aveva insomma un censo poteva accedere a questo, e qui venivano anche ragazzi da Spalato, da Traù, da Sebenico, tutti quelli che noi andremo sia a Spalato. Ecco, voi vedrete sono altre città, ecco è l'organo con la scalinata lì dove ci si siede per ammirare il tramonto. E se andrete già a Zara lo sentite, si sente da lontano. Cos'ha questo? Per la pila postale. Se va tolto perché Se dobbiamo posso arrivare. chiedere quanto attraverserete di liste sforzatevi di usare i toponimi italiani, perché per esempio quando qua si parla di fiume tutti dicono Rieca, ma è come se dicessimo Paris o London parlando fra di noi, e fiume, e allora andrebbero utilizzati in realtà i nomi italiani. Allora chi si reca in loco per turismo, ecco, quella sarebbe un segno di un ricordo della nostra Italia. Della difficoltà negli uffici quando chiedi dei documenti. Ah certo, Questo sì. è una C'è battaglia. capitato pochi giorni fa, Ah, vi è capitato ancora. Io sono andato a prendere un appuntamento per delle analisi, ho dato i documenti, ho visto Zara, Jugoslavia. No, dico no. Zara è Italia. Perché c'è una legge dell'89 che stabilisce che chi è nato in territori ex italiani deve avere sui documenti segnato la località di nascita senza l'indicazione del paese. Questa è una cosa che noi abbiamo suggerito di tenersi la legge in tasca così, però soprattutto adesso con i programmi informatici, soprattutto motorizzazione, pronto soccorso, direi quelli sono i luoghi peggiori dove non si riesce, allora e giustamente gli esuli si arrabbiano molti, perché anche mia mamma c'ha Jugoslavia che non esiste neanche più, Jugoslavia, Croazia, Albania, c'è chi è Albania. No, ma gliel'ho fatto mettere. Ecco, allora lì si sollevano, ero presidente, chiamavo in prefettura e chiedevo. Allora è venuto il tecnico dei computer. Io risultavo anche Apolide. Però andavate come Di recente, 20 anni fa qui all'ospedale di Roma. Perché loro poi hanno dovuto optare, c'erano proprio le opzioni. No, ma noi abbiamo la sigla, no? M149 che corrisponde alla provincia di Zara. Zara, basta, devono scrivere Zara, punto. Allora lo stesso problema si presentava anche per gli avesani e quelli di Quinzano quando non era comune di Verona. Era comune autonomo. Allora uno che è nato prima del 48, quando c'è stata l'inglobamento dei quartieri periferici, aveva lo stesso problema, l'avete risolto con questo. Sì, ma noi abbiamo una legge, c'è una legge dell'89, sono anche delle difficoltà adesso, incredibile. Allora, cerchiamo di dire che siamo andati abbastanza avanti, ma bello così. No, sforato no, direi che siamo assolutamente nei tempi, ma ci ha tenuto nascosto che c'è per arrivare a Zara, dico che per in bicicletta c'è un colle prima, una salita di 10 km, lo chiamano Zoncolan, non è vero, sto scherzando. Zoncolan croato lo chiamano, non è assolutamente vero, è una battuta. Però volevo sapere se c'è qualche salitella da fare.
mangiavo la pasta peso per quello. C'è. Non terribile. Non vogliamo saperlo. Non voglio esatto, vogliamo. Ma avete andature da pasta asciutta, Esatto, la nostra natura è sempre consente di gustare il territorio. Assolutamente, è un procedere lento. Non siamo per fortuna. No. Luciano, ti faccio chiudere con ancora una lettura, mi sembra, no? Sì, perché abbiamo parlato un po' appunto della nostalgia di questa terra, ricorderemo la sua italianità mai sopita attraversando questi paesi, queste città e questi territori, e mi piace questo passaggio che sempre Migliori Gatti ci propone, raccontando della sua percezione della Zara dopo, cioè la memoria dopo si scontra con il quotidiano dell'oggi, quindi com'è possibile per un esule tornare a casa e trovarla, cioè, immaginare la città di ieri però vedendo la città di oggi, quindi deve fare uno sforzo non indifferente. Io penso un po' cinicamente, per fortuna non ho proprietà da rivendicare o morti da rimpiangere, anche perché la città di cui la zia Nora Talpo mi consegnò le chiavi e il certificato di proprietà ha la stessa consistenza del vento. Le vie, mura e case che vedo oggi sono solo un raccomandabile accidente, una bella e auspicabile coincidenza. Un sogno non può essere espropriato e le città invisibili sono costruite con le parole, che sono le loro pietre. Zaira non è solo strade e incroci, piazze e monumenti, non di questo è fatta la città, ma di relazioni tra le misure del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato. La città ha criptato in sé il suo fluido prossimo e remoto, lo contiene come le linee di una mano e bisogna saperlo leggere in ogni segmento legato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole. Quindi, dico io, contiene anche il suo futuro, contiene anche me che me ne sto tra sassi, cielo, vento, contiene anche questi pensieri, contiene i primi passi per tutti di mio padre. Ecco, penso che sarebbe bello vivere queste emozioni, sarà bello vivere queste emozioni. Se non avete domande, avete una domanda, allora vai. Signora, lei diceva prima che alcuni hanno dovuto optare per una nazionalità o per l'altra, quindi volevo capire quando sono partiti, quando c'è stato l'esodo, sono andati allo sbaraglio oppure sono stati indirizzati verso alcune città, perché ad esempio lei ha detto abbiamo deciso di andare a Verona, ma ognuno decideva autonomamente, no, oppure chi aveva queste possibilità? sì, io chi aveva, appunto, ma tutti gli altri, voglio dire, partivano allo sbaraglio oppure lo Stato italiano aveva organizzato in qualche modo? Allora, ci sono Ma stati, certo come che- dicevo prima, Pola è stata l'unica città che ha avuto un esodo veramente organizzato già da lì. Poi chi arrivava in Italia, a parte c'è da distinguere chi è andato dopo il trattato di pace e chi è andato via prima del trattato di pace andava abbastanza allo sbaraglio, nel senso che di solito lo facevano, se avevano paura andavano, moltissimi si sono fermati a Trieste perché era la prima località, naturalmente, perché credo che 70-80 mila si sono fermati a Trieste, alcuni raggiungevano parenti o amici almeno temporaneamente e poi trovavano altre sistemazioni. Dopo il trattato di pace c'era appunto, si passava, diciamo, chi prevalentemente Trieste, anche Venezia venivano accolti malissimo però dai veneziani, malissimo, a spunti, cioè proprio malissimo, o salivano nei treni, per esempio i treni diretti, il famoso treno di Bologna diretto a Ancona è stato bloccato dai ferrovieri comunisti iscritti alla CGIL che non hanno neanche voluto far scendere dal treno neanche i bambini per bere o mangiare qualcosa. È un episodio che viene ricordato alla stazione di Bologna, molto triste, era stato veramente un bruttissimo episodio. Però sì, c'era l'opera assistenza profughi che appunto a Trieste venivano accolti e poi smistati nei centri di raccolta profughi, venivano registrati, mandate un po' di campo di là dove le amministrazioni comunali accettavano dove c'erano queste strutture, ecco, dove
molti sono stati Tortona è costretti a stato emigrare perché... esatto, tanti, anche lì 70-80 mila sono andati, sì, specialmente chi Stati aveva Uniti, problemi di lavoro, America. che doveva avere un'occupazione. Sì, anche perché arrivavano comunque in un'Italia nel dopoguerra, quindi parliamo comunque in un'Italia in un momento, quindi c'è stata anche una certa conflittualità dovuta al fatto che gli italiani vedevano arrivare questi, non si capiva, zingari, slavi, ci rubate il pane, quindi c'è stato, si sono sovrapposti. Si ripete un po'. Le storie. Se è possibile, la storia di Zara, cioè abbiamo visto dalla cartina che era stato italiano e tutto attorno Jugoslavia. Sì. Questo penso sia stato nel ventennio. Dopo la prima. Ma prima com'era? Prima era sotto l'Austro-Ungheria e allora era tutto un altro... Però con la lingua italiana. Una volta che l'Italia si è fatta nel 1860, era passata sull'Italia o era... No, ma neanche Verona era italiana. No, come no? 67. Ma faceva parte del Lombardo Veneto. Voglio dire, Zara, quell'enclave lì in rosso dentro. Ma questo è dopo il 1920, dopo il trattato di Rapallo. Prima era l'Austro-Ungheria. No. Fino al 18. Sì, fino sì. a... sì. Dopo ci sono voluti 2 anni di trattative per... Mio nonno è nato nel 1900 a Fiume sotto l'Austro-Ungheria. Qualche altra curiosità? Comunque, se le interessa la storia di Zara, io le posso suggerire un bellissimo romanzo che è uscito l'anno scorso di Silvio Testa, che è un giornalista del Gazzettino, che ha la madre e il padre Zarattini e ha scritto la storia di sua madre. La Zaratina si chiama. È un romanzo perché è la loro storia, ma insomma raccontata come un avvenimento, come un romanzo, ed racconta tutta la storia come avviene anche nella realtà, e tutte le loro vicissitudini, ma si capisce, ecco, il dramma della popolazione. Quindi, per capire bene, cioè Fiume era italiana, no? Ma Fiume è diventata italiana. È diventata nel 20 più tardi. Non c'era nessun altro pezzo italiano. No, è stata veneziana. Esatto, veneziana. Dove si parlava il veneziano, come a Creta, come a Rodi. Ero a Dubrovnik che sentivo i ragazzini che facevano i tuffi del porto nell'acqua e parlavano in veneziano. Perché è stata veneziana. Quello 7 secoli di della Repubblica della Serenissima. Non la nazionalità. Sono tutti i territori questi della Serenissima che poi furono austro-ungarici. La Serenissima a Zara, per esempio, arriva nel 1000 d.C., cioè il primo secolo. Decimo secolo. Nel 1000 e dal 1000 fino al 1797, cioè quando Napoleone è stato sempre con varie vicissitudini, occupazioni ungheresi, rioccupazione veneziana. Però l'Austro-Ungheria ha lasciato Maria Teresa d'Austria aveva consentito che si utilizzasse, era sempre l'italiano la lingua comunque, anche amministrativa. Se andate a Vienna, gli atti amministrativi sono in italiano. È come qua a Verona, eravamo nelle stesse condizioni. Sì, se andate a Vienna c'è il palazzo della marina austriaca. Ora l'Austria non ha marina, vero? Perché è però a suo tempo aveva il mare Adriatico, Fiume, Trieste, la parte lì. C'è su questo palazzo gli stemmi delle varie città con i nomi italiani. C'è scritto Capodistria, Rovigno, Zara, Sebenico, Spalato, non con i nomi che hanno dato adesso cioè Dubrovnik, Split, Stenik, Rijeka. Io sarei interessato a fare il giro in bicicletta con voi per arrivare a Zara. Peccato. È già pieno. Però lo ripropongono, e quindi abbiamo già il primo iscritto del prossimo anno. Allora io vi ringrazio i ragazzi che hanno ripreso anche la chiacchierata che abbiamo fatto questa sera, perché gli amici che verranno a fare il giro in bicicletta appunto fino a Zara, che non sono di Verona, che magari sono
di Napoli, di Roma, perché questo è un cicloviaggio nazionale, potranno insomma vedere anche loro tramite vari canali i ricordi, quella che è stata questa serata, quello che è successo questa serata. Volevo chiudere, per me, proprio di citare anche i legati, perché credo sia giusto. Abbiamo capito, no? È stata sicuramente. Abbiamo parlato solo di Zara, perché io a Zara arriviamo. Se Federico e Spalato le conosco relativamente. Ma noi le passiamo, a Zara arriviamo, noi vogliamo sapere dove arriviamo, quindi quello è importante, la meta, vogliamo capire bene della meta. Abbiamo 2 giorni. Anche se abbiamo 2 giorni, quindi per cui insomma. Allora io vi ringrazio ovviamente Giorgio Leorini, perché è stato gentilissimo, bravissimo, strepitoso. Lo ringrazio soprattutto perché vorrei avere la sua verve, la sua lucidità. Mamma mia, 84 che fa, lui non ha un passaporto, lui è nato qui a Verona qualche anno fa, Luciano, dai, lui è diavolo, non è assolutamente, veramente straordinaria. Ringrazio Francesca Briani davvero, che è stata con noi, perché è stata molto cortese ad accettare l'invito. Grazie Francesca, che è stata con noi. Che noi pedaleremo però in un territorio sicuramente di grandi tensioni. La storia va avanti, sono passati tanti anni, noi lo faremo con uno spirito assolutamente di pace e per andare a conoscere anche quello che c'è oggi, perché dobbiamo vivere il presente e credo che lo faremo nel miglior modo possibile, grazie anche a 2 meravigliose guide che ci porteranno in adesso sarebbe assurdo rivendicare, fare le vite. No, ma è giusto conoscere quella che è stata la storia dei luoghi che andremo a visitare. Grazie ancora, buona serata, buonanotte.